Dottore Parello, ecco, abbiamo assistito alla trebbiatura, alla raccolta del grano della valle, ecco, sicuramente un traguardo ambito anche per il parco. Sì, cominciamo a raccogliere i frutti letteralmente, diciamo, del progetto Agrigentium. Questo terreno è stato affidato a una giovane società costituita da giovani imprenditori che si sono scommessi su questo progetto. L'idea è quella, cioè di rendere produttiva la Valle dei Templi, un progetto che abbiamo cominciato a sperimentare negli anni passati e che adesso trova forte impulso all'interno di questo progetto. Naturalmente vengono rispettate tutte le tradizioni, per esempio stiamo raccogliendo in concomitanza con la festa di San Calogero, quindi è, come dire, un dato storico dovuto anche naturalmente a condizioni meteorologiche che però rientrano, diciamo, in un sistema di cultura immateriale del territorio. E naturalmente i grani che sono stati seminati sono grani della tradizione siciliana, poi magari loro vi spiegheranno meglio di che cosa si tratta. Quindi un bell'inizio per questo progetto, ovviamente dalla raccolta del grano poi nascerà la farina, nascerà la pasta che verrà commercializzata con il marchio Diodoros. Questo evento di oggi sarà l'inizio della trebbiatura dei grani antichi di alcuni grani antichi siciliani impiantati da un concessionario a cui abbiamo affidato i terreni del parco nell'ambito di un progetto di valorizzazione del paesaggio. È lo stesso progetto di valorizzazione del paesaggio che ci ha consentito di vincere il premio italiano per il paesaggio e concorrere al premio europeo per il paesaggio, perché il paesaggio si inserisce nelle nostre attività di tutela e di valorizzazione insieme alle attività archeologiche e alle attività, diciamo, di promozione e fruizione dell'area archeologica. Siamo nell'area archeologica, siamo in terreni di nostra competenza, affidati in gestione all'ente parco. E come è noto, il paesaggio del parco è un paesaggio molto interessante e deve essere saputo gestire. Lo si deve sapere gestire attraverso le coltivazioni, attraverso il lavoro dell'uomo, perché è il lavoro dell'uomo che contribuisce ad aumentare la bellezza del paesaggio, e noi nell'ambito dei nostri progetti di affidamento in concessione dei terreni demaniali abbiamo scelto questo progetto che riguardava appunto le coltivazioni di grani antichi siciliani per fare rivivere appunto le nostre tradizioni, e perché crediamo fortemente che i percorsi turistici, specialmente in Sicilia, non si limitano solamente ai beni culturali, ma siccome si vanno anche oltre, quindi vanno anche sui percorsi enogastronomici e quindi sulla buona cucina e sulla buona qualità del cibo che mettiamo a tavola, i nostri grani duri, i nostri grani antichi siciliani sono sicuramente qualcosa che va in questa direzione. Abbiamo fatto una scelta un po' controcorrente, ovvero abbiamo seminato dei grani antichi, ovvero il grano Tumminì e il grano Russello, che sono dei grani che negli ultimi anni si stanno perdendo perché sono poco produttivi rispetto ai grani moderni. La nostra scelta è stata appunto controcorrente anche perché secondo noi è contestualizzata molto bene all'interno della Valle dei Templi. Questi grani sono sì poco produttivi ma hanno delle proprietà organolettiche molto superiori rispetto ai grani moderni. Quindi, come accennava il direttore prima, la nostra società, la Geva, è un gruppo di giovani imprenditori che ha trovato per fortuna apertura alla Valle dei Templi e vuole scommettere alla Valle dei Templi. Abbiamo la passione per il nostro territorio, abbiamo la passione per l'agricoltura e quindi vogliamo provare a fare qualcosa di affascinante alla Valle dei Templi. In qualità di architetto la cosa che mi emoziona di più è il fatto di poter lavorare concretamente su un recupero paesaggistico. Cioè, immaginate la valle che per anni comunque tutti i territori limitrofi sono rimasti abbandonati o comunque curati dalla valle stessa con arature. Provate a immaginarli adesso che sono tutti coltivati, quindi è un recupero veramente concreto del paesaggio che sicuramente non passerà inosservato sia al turista sia al visitatore che all'agrigentino stesso.